Comune vuole abbattere gli alberi per fare un campo sportivo, il quartiere insorge ed è subito polemica. Degrado, risse, droga, sicurezza e commissariato, si infuoca la campagna elettorale. Cambia il tempo, in arrivo una perturbazione con rovesci e temporali, stato di attenzione della regione. Adunata da record, tutti i numeri dei visitatori alla cittadella fino ai volontari impegnati. Tanti cappelli d'albino persi dalla durata, arriva una pagina social per ritrovarli. Candidata sindaco di Cassola Silvia Pasinato presenta la sua squadra e lancia la volata al voto. Consorzio di bonifica Brenta, 24 milioni di euro di finanziamenti per 4 nuovi impianti. Iniziativa del comune di Campodoro per stimolare la lettura nei parchi cittadini, arrivano le casette dello scambio libri. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con una notizia che ci arriva da una segnalazione, perché c'è un piccolo parco in città che il comune vuole smantellare in parte, abbattendo gli alberi, per fare una piastra sportiva, ma ci sono molti ma. Sentiamoli tutti. Qui vogliono asfaltare del verde pubblico e noi non siamo contenti di questa cosa, insomma. Come mai? Perché vorremmo tenerci i nostri bellissimi alberi, il verde che è rilassante, e il parco per noi è già bello così com'è. Inizia da qui, da questa segnalazione, il nuovo fronte della battaglia di via Philippe Vial contro l'amministrazione di Elena Pavan. In ballo c'è una piccola piastra polivalente da costruire e ci sono gli alberelli del grazioso parco che sorge nella via a ridosso di Viale De Gasperi. La faccenda va avanti da qualche tempo fra annunci, assemblee e sorprese, come quella che si sono trovati sotto il naso i residenti della parte più alberata della piccola area verde, i quali hanno scoperto improvvisamente transenne e cartelli di inizio lavori. Peccato che in una planimetria pubblicata in occasione dell'assemblea, nella quale è stata data notizia dell'intervento al quartiere, l'area interessata dai lavori fosse un'altra. Ecco qui la planimetria. Cosa sia successo e come sia scivolata giù la piastra fra alberi e prato, i cittadini proprio non lo sanno. L'intenzione, il progetto qual è invece? È quello di togliere gli alberi o comunque sia spostarli per asfaltare e per fare un parchetto polivalente, non so adesso se vogliono fare un campetto da calcio, pallavolo, quello che devono fare, però l'ambiente è piccolo, abbiamo dei bellissimi alberi e vorremmo tenerci quelli. E c'è chi non vuol perdere i suoi amati alberi che fanno compagnia al quartiere da tanti anni. 17 anni che quando mi affaccio al balcone vedo il parco così bello con tutti questi alberi che abbiamo e quindi vorrei che rimarrebbe così. Andrebbero abbattute? Andrebbero abbattute, questo è il progetto che ci hanno detto, per fare delle giostre e fare del cemento con un campo di pallavolo, ma io lo trovo ingiusto. Per me questo è un'ingiustizia, non è un abbellire, è un deturpare. Insomma, c'è da fare chiarezza e secondo qualcuno, nonostante l'assemblea è piuttosto accesa, ancora una volta i cittadini non sarebbero stati informati adeguatamente su quel che si voleva fare a casa loro. Ecco quindi la richiesta all'amministrazione Pavan. Chiediamo di fermare il progetto, di lasciare i nostri alberi, il nostro parco, tutto così il verde pubblico deve essere tutelato, deve essere preservato per i cittadini che abitano qui nel quartiere. E della vicenda si è interessata anche la politica. Io sono stato chiamato ieri sera da alcuni residenti di via Philippe Vial nel quartiere Merlo perché non capivano cosa stesse succedendo al loro parco pubblico. Arrivo qui oggi e sento anche delle storie un po' strane, nel senso che il progetto inizialmente doveva essere previsto da una parte, ora è stato spostato da un'altra dove ci sono degli alberi bellissimi. L'amministrazione, come in altri casi, non fa chiarezza sulle proprie intenzioni e soprattutto fa trovare i fatti compiuti o un progetto di fatti compiuti, ma qui vediamo recinzioni di cantiere, vediamo cartelli, addirittura ieri c'erano degli alberi segnati per l'abbattimento. Ora chiediamo all'amministrazione a un mese dal voto cosa voglia fare, perché qui i residenti sono veramente spaventati dal vedere cemento e alberi tagliati ed è una cosa su cui noi siamo assolutamente contrari.
È un tema piuttosto caldo di cui ci informeremo, andremo a chiedere conto allora all'amministrazione per capire che cosa si vuol fare in quella zona e ve la racconteremo come sempre nel nostro telegiornale, come vi raccontiamo tutte le sere di questa campagna elettorale che si fa sempre più infuocata. Adesso entra nell'arena anche il tema della sicurezza. Risse, droga, ubriachi e degrado, per non parlare di furti e rapine. Bassano sta facendo i conti con un ritorno prepotente dei fatti di cronaca e il tema della sicurezza è spesso alla ribalta. A partire dal commissariato di polizia e dal suo futuro, sul quale ogni tanto si aprono spiragli che poi finiscono in un preoccupante silenzio. Ne sa qualcosa Alessandro Campagnolo, proprio in polizia per 36 anni, dei quali 7 passati a dirigere il commissariato bassanese, 5 all'antimafia di Padova e 13 come vicequestore di Vicenza. Sono temi che vengono tenuti probabilmente volutamente sotto traccia, ma in realtà per chi il commissariato l'ha diretto per quasi 8 anni, sono consapevole che va preso in mano anche a livello politico per cercare una soluzione definitiva, non solo in termini di sede, visto che il commissariato risulta essere da almeno 20 anni sotto sfratto, ma anche sotto il profilo della gestione della forza. Altro tema di scottante attualità a Bassano è quello dell'ordine pubblico e del degrado, messi a dura prova in alcune fasce orarie e in alcuni periodi dell'anno, anche nel salotto buono cittadino. L'ufficio dell'assessorato alla sicurezza deve essere in grado di ascoltare innanzitutto la cittadinanza e le lamentele della cittadinanza e farsi da tramite con le forze dell'ordine, che siano polizia, carabinieri o guardia di finanza, per poter trovare un modo comune di interagire innanzitutto e intervenire con uno studio adeguato del territorio. Bassano è pure una città studentesca con tante scuole e un polo di insegnamento che impone una seria riflessione a chi si occupa dell'ordine e della sicurezza. E mai, come in questo caso, la parola d'ordine è quella del confronto e del dialogo con studenti e insegnanti. Entrare nelle scuole a dialogare sia con loro che col quadro docenti, sia con gli studenti. Quindi dal mio punto di vista è inutile arrivare e risolvere col cane antidroga, bisogna arrivare a spiegare con impegno e costanza la realtà che porta gli studenti a considerare il profilo della legalità. Cambiamo decisamente argomento, passiamo alla Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza, perché vi abbiamo dato numeri davvero incredibili sia per la partecipazione, 500.000 persone in città, quasi 100.000 penne nere che hanno sfilato, che per quanto riguarda gli ascolti del gruppo Media Nord-Est ancora una volta record, ma è record ancora a Vicenza, sentite. Il cuore della Dunata, Campomarzo, lentamente torna alla normalità. Quella che è stata la cittadella degli alpini per la 3 giorni delle penne nere, che ha accolto 278.000 visitatori, è un viavai di tecnici e lavoratori impegnati nello smantellamento delle strutture. Numeri di un bilancio della Dunata dei record, non solo di presenze allo sfilamento e in città, ma anche per l'organizzazione, che ha potuto contare su 1.300 volontari del sistema di protezione civile dell'ANA, molti ancora a lavoro, 360 volontari della protezione civile della regione. Oltre alla protezione civile anche i nostri soci della sezione di Vicenza si sono andati da fare e stanno ancora ultimando, ma manca più poco, ultimando gli ultimi sbaraccamenti, cioè portare via le brandine che erano state messe giù, praticamente la chiusura dei campi. Sono state 1.123 le piazzole negli attendamenti gestiti dalla Dunata Alpini e tra campi e palestre sono stati allestiti 3.586 posti branda. Non ce l'aspettavamo, avevamo più o meno idea, però siamo arrivati a risico con il numero delle brandine messe giù a terra nelle varie palestre, eccetera, siamo arrivati, e con le coperte siamo arrivati giù, praticamente giusti, quindi è andata bene così. Ma l'emozione tradotta in numeri c'è stata soprattutto per le esibizioni musicali, che tra cori e fanfare sono state 130, coinvolgendo 57 chiese del territorio vicentino, più il concerto allo Stadio Menti con 5.000 persone presenti. Record anche per la presenza della stampa arrivata da tutta Italia, così come per il flusso continuo di visitatori tra le mostre a tema alpino allestite a Palazzo Thiene, al Museo Naturalistico e Archeologico e al Museo del Risorgimento e della Resistenza, che hanno
hanno registrato 16.600 visitatori. Veramente numeri da record, non ci aspettavamo un'affluenza del genere e ne siamo veramente felici che tutta questa gente sia venuta qua a Vicenza a visitare, oltre che le varie cittadelle, anche Vicenza stessa. Ed è un numero da record anche quello dei cappelli da alpino persi, perché la Dunata ha lasciato tantissimi alpini senza il loro cappello, è andato perso tra la folla. C'è una pagina Facebook addirittura nata per questi cappelli persi, si chiama Cappelli Persi e Ritrovati. Si incrociano appelli e segnalazioni da tutta Italia e, dicevamo, Vicenza 2024, dopo un finale da record, spera nel lieto fine anche perché ogni alpino ritrovi il suo cappello. Cambiamo ancora argomento, parliamo di zecche e di encefaliti. I numeri parlano chiaro e sono quelli contenuti nell'ultimo bollettino regionale sulla sorveglianza delle arbovirosi. Sono 11 in totale i contagi da encefalite virale da zecche registrati nell'Alto Vicentino. 1 nel comune di Malo, 2 a Valdagno, 1 a Recoaro, 5 a Valli del Pasubio, spostandosi in altopiano, 1 nel territorio di Lusiana Conco, 1 anche a Gallio. Numeri mai registrati prima nell'area che diventa, secondo i dati dell'OMS, zona ad alta endemia. La meningoencefalite da zecche, TBE o meningoencefalite primaverile estiva è una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale causata da un arbovirus appartenente al genere Flavivirus, molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue. È stata identificata per la prima volta in Italia nel 1994 in provincia di Belluno, dove il vaccino è gratuito per la popolazione. Da qui l'appello della consigliera regionale PD Chiara Luisetto, che ha presentato un'interrogazione affinché la regione potenzi al massimo le vaccinazioni, rendendole gratuite non solo per i residenti dell'ULSS 1, ma anche per chi vive nelle zone più a rischio come l'Alto Vicentino, dove in questo momento il vaccino è fornito a un prezzo di 25 euro a dose. C'è da dire che i dati raccolti dalla consigliera regionale riguardano il periodo fino a qualche mese fa e infatti l'ULSS 7 conferma in questo momento che allo stato attuale non ci sono pazienti ricoverati nel territorio di riferimento che abbiano contratto l'encefalite virale da zecche, quindi da un punto di vista epidemiologico non vi sono motivi d'allarme. Certo è che se questa è la situazione a pochi mesi fa, l'estate non promette affatto bene e l'attenzione e la prevenzione sono importantissime per tutti. Bisognerà prestare attenzione anche nelle prossime ore perché arriva una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile della Regione annuncia per domani tempo perturbato, precipitazioni diffuse fin dalla mattinata con rovesci e locali temporali che potrebbero essere anche intensi, quindi stato di attenzione giallo per criticità idrogeologica e stato di attenzione giallo anche per la criticità idraulica, quindi attenzione negli spostamenti. E con tutto questo maltempo, con tutta la pioggia degli ultimi mesi, però il problema siccità non sparisce, i consorzi devono entrare in azione. 4 nuovi impianti irrigui, 4 nuovi impianti per tutto il territorio, 24 milioni e mezzo di euro di finanziamenti a disposizione del Consorzio di Bonifica Brenta per la costruzione di un importante parco progetti da realizzare nei quasi 71.000 ettari di superficie sotto l'ala del Consorzio. Risparmio idrico, efficienza irrigua e protezione ambientale. Si parte dall'impianto pluvi-irriguo di Bassano del Grappa, opera da circa 5 milioni di euro che andrà a servire i comuni di Bassano, del Grappa e Romano Dezzelino. Poi l'impianto di Maragnole, situato in fascia pedemontana destra Brenta, ma non solo, 5 milioni e 600 mila euro per l'impianto di Medoaco, trasformazione irrigua su 1200 ettari nei comuni di Bassano, Rosà e Cartigliano, per finire con la trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazza, nei comuni di Bressanbido e Sandrigo, investimento da 8 milioni e 400 mila euro. Ormai il tema non è più far defluire l'acqua come faceva la Serenissima, è imbrigliarla per trattenerla per l'agricoltura, insomma è anche l'uso umano. Adesso però torniamo alla pagina elettorale perché continuano le presentazioni di liste anche a Bassano.
Al centro il sostegno del sindaco uscente Elena Pavan. Sono 16 candidati di Forza Bassano, capolista Pierpaolo Longo, sportivo molto conosciuto, delegato della Federazione Italiana Nuoto. Nel logo di Forza Bassano, il simbolo della città, il Ponte Vecchio stilizzato. Una lista civica che ospita al suo interno 4 candidati di Coraggio Italia, il movimento creato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Abbiamo il sostegno di Luigi Brugnaro, i suoi valori sono quelli di questa civica, assolutamente meritocrazia e appoggio a quello che sono le competenze e il libero agire delle persone e l'imprenditoria. Età media 42 anni, una lista, spiega Longo, che si pone in una posizione moderata di centrodestra come terza lista con Fratelli d'Italia e la civica Pavan sindaco a sostegno della corsa alla riconferma dell'attuale prima cittadina. Vogliamo poi portare avanti quelle che sono nuove idee che si innestano a un percorso già collaudato. Appoggiamo proprio per questo il sindaco attuale, con tutta l'aspettativa di riuscire a dare quella svolta a una città che ha sempre più potenziale ed è sempre più giusto mettersi a disposizione per questo. Centrali siamo effettivamente, perché il nostro animo è moderato, anche se molto molto determinato. Dall'altra parte della barricata Forza Italia presenta la lista a sostegno di Nicola Finco. Forza Italia scende in campo con la squadra in appoggio al candidato sindaco di Bassano Nicola Finco. 24 nomi, 12 donne e altrettanti uomini, guidati dal capolista Mariano Scotton, che, lo ricordiamo, dopo la sua candidatura a primo cittadino di Bassano, ha deciso di sostenere la corsa del leghista Finco nell'ottica di un grande centro, facendo un passo indietro, anzi. Ho fatto un passo a lato perché io sono uomo di squadra e ho cercato di aggregare le più forze possibile e ci siamo parzialmente riusciti in quanto che noi siamo in coalizione, ovviamente Forza Italia, Cittadini di Bassano, Lega, Italia Viva, Democrazia Cristiana e noi moderati, quindi diciamo un obiettivo di allargamento che è riuscito, vorrei dire, e potrebbe essere anche un laboratorio interessante per il futuro, non solamente per Bassano. Ci siamo concentrati soprattutto sui programmi e sulle persone e ringrazio Forza Italia per il sostegno che mi sta dando, ringrazio anche Mariano Scotton che è stato uno dei primi candidati sindaco che si è messo a lato per sostenermi, dimostrando che insomma prima delle persone noi abbiamo messo la città di Bassano del Grappa e sicuramente siamo convinti che porteremo a casa un grande risultato per amministrare questa città nei prossimi 10 anni. A supportare il candidato sindaco Finco anche il segretario veneto di Forza Italia, tra le altre cose già sindaco di Verona Flavio Tosi, in lizza oggi per le europee. La città di Bassano, città importantissima di questo territorio, città ricca, città che ha delle grandi possibilità e opportunità, un grande ospedale da potenziare e mantenere per quello che è il punto di riferimento del territorio. Serve un'amministrazione forte, valida, fatta di amministratori capaci che abbiano tutti i riferimenti in regione e al governo, perché poi serve anche quello. E quindi come Forza Italia abbiamo scelto di appoggiare Nicola con una bella lista, una lista fatta di 12 uomini e 12 donne, giovani, meno giovani, quindi era una rappresentanza davvero completa del bassanese e quindi contiamo di poter dare un appoggio, un apporto fondamentale alla futura guida di questa città. Tanti comuni al voto, a Cassola Silvia Pasinato presenta la sua squadra. L'essere a servizio della comunità di Cassola, con 2 obiettivi principali, l'ascolto e la partecipazione. Obiettivo: mettersi a servizio della comunità di Cassola. Presentata la lista della candidata sindaco Silvia Pasinato, un progetto di centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia e con il sostegno di Noi Moderati e Coraggio Italia. Una lista di 32 cittadini, 16 per Fratelli d'Italia e altrettanti per Forza Italia, con 12 presenze femminili. Una lista che rappresenta l'intera comunità. La squadra è fatta di persone che provengono per vita familiare, vita sociale, vita lavorativa, per l'impegno nello sport, nelle associazioni, nel volontariato, che hanno a cuore la comunità di Cassola. Sono persone coraggiose perché partecipare oggi a una competizione elettorale sicuramente richiede una buona dose di coraggio. Un programma elettorale che guarda con attenzione ai giovani, con progetti per la valorizzazione di nuovi talenti e di stimolo all'imprenditoria giovanile e poi l'impegno per nuovi lavori pubblici. Per quanto riguarda i lavori pubblici, in particolare la viabilità, il completamento della Bretella ANAS e quindi l'impegno a monitorare l'attività di ANAS al fine di un pronto e veloce completamento con il minor disagio possibile alla comunità di Cassola. E a proposito di viabilità, un'attenzione particolare alla zona dei Marini per il tema della viabilità connessa alla pedemontana,
Per quanto riguarda San Giuseppe, la sistemazione del Viale Venezia con la rotonda del Gazzettino, a San Zeno il sottopasso di via Monteasolone e la sistemazione dell'incrocio di via Crocerone con la Valsugana, e per Cassola rotonda via De Gasperi via Roma e la sistemazione degli incroci di Bodi. Nell'Alta Padovana arriva un progetto dedicato allo scambio libri. Nel comune di Campodoro, a Padova, arriva il Book Crossing, piccole casette di legno a disposizione dei cittadini, dentro le quali trovare libri. 2 nuove casette nei parchi di Bevadoro e di Campodoro sono a disposizione con libri gratuiti. Crediamo di aver messo a disposizione dei nostri cittadini degli spazi fruibili, ha spiegato la consigliera con delega alla cultura del comune, che possono stimolare la lettura anche all'aperto. Il book crossing consiste nella pratica di prendere libri liberamente e lasciarne a disposizione altri. L'idea di base è quella di far sì che i libri, anche nell'ambiente urbano o dovunque una persona preferisca, possano essere ritrovati e quindi letti anche da altre persone. Dopo di noi alle 21:15 una puntata decisamente interessante di Focus. Saranno ospiti Lorenzo Damiano, Nicola Fantuzzi, Giuseppe Montuori, Giuseppe Pan, Stefano Pelloni, Paolo Pizzolato e Antonella Tocchetto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e ovviamente vi lasciamo al